Buon martedì, 1° agosto a tutti. Da oggi ogni giorno è buono per oltre 120.000 risparmiatori delle due banche venete per ricevere l'ulteriore 10% del FIR. C'è tempo fino al 31 di ottobre per riceverlo. Quindi attenzione, monitorate i conti correnti, monitorateli perché i soldi da oggi possono arrivare, vero Mario? Assolutamente sì. Oggi, primo di agosto, è il primo giorno dopo il fatidico 31 di luglio, data entro la quale si poteva cambiare IBAN o si poteva comunicare a Consap il subentro, l'eventuale subentro da eredi che avessero fatto ovviamente il FIR. Per cui da oggi si possono ricevere i bonifici, potrebbe essere anche che domani qualcuno si trovi il bonifico in conto corrente, come hai detto tu, Luigi. Quindi che ci avvisino se gli arrivano. Tra l'altro, Magari. sottolineiamo una cosa importante che mi dicevi anche tu prima, di controllare anche le cifre che arrivano, perché la cifra Sì. deve essere un 10% ulteriore, quindi non un 10% di quello che è già arrivato, vero Mario? Ma Ma un ulteriore sì, 10% fino ad arrivare a un 40% della cifra che si è perso. persa dell'investito, della cifra investita che si è persa, perché ricordiamo che il FIR paga al prezzo di acquisto, per cui qui stiamo parlando del 10% di quanto avevate investito, di quanto cioè avevate perso. E questo è importante perché a qualcuno non è chiara questa cosa, più di qualcuno ha chiamato dicendo ma allora cosa prendo? Ho preso, non so, faccio una cifra, 1000 euro, questa volta ne prendo 100. No, assolutamente. Un terzo di quello se non avete accettato la transazione, un terzo di quello che avevate preso e altrimenti un terzo dell'investito. Anche se avete ricevuto la transazione, dovete ricevere un Certo. terzo, ok? Solo che avete ricevuto, se avete accettato la transazione, un po' dalla banca, un po' da Consap, adesso riceverete il 10% di quello che avete perso, quindi del totale investito, solo da Consap. Ok, questo è Esatto. fondamentale. Dopo vogliamo dire, Mario, che abbiamo ricevuto dei messaggi per abbassare i toni. Sì, sì, da varie fonti abbiamo ricevuto messaggi per dire: ah no, ma state calmi, che tutto sommato va tutto bene. Beh, insomma, va tutto bene un tubo, nel senso che qui ci sono un bel po' di cose che secondo noi non tornano, i conti non tornano proprio. O sbaglio, Luigi? Sì, ci dicevamo prima esattamente questo, ci mandano messaggi, ci fanno arrivare dei messaggi per abbassare i toni, noi invece i toni Li li alziamo. alziamo Mm. e ribadiamo quello che abbiamo detto, che stiamo dicendo da 40 giorni, 45 giorni a questa parte, e cioè che noi avevamo posto un emendamento che portava il completo svuotamento dei residui del FIR. Questo emendamento, qualche associazione, insieme con qualche politico a Roma, al governo, hanno deciso di modificarlo. Tra queste modifiche c'è la scadenza per gli IBAN al 31 di Luglio. luglio. Queste modifiche per noi erano assolutamente escludenti perché molti dell'IBAN, vero Mario, ancora Non non lo lo sapevano sanno, nemmeno, non lo sanno nemmeno. Cioè, ma ancora chi non non lo lo sa, sanno. Noi abbiamo ricevuto in assolutamente. ufficio quasi 500 persone in 3 sere, 600 e più di altre 500-600 email, quindi rendetevi Eh sì. conto, una piccola associazione di volontari come la nostra, quanto sta lavorando. Ma quello che ci teniamo ancora di più a dire, alzando di più i toni, è che le stesse persone che hanno chiesto la modifica del nostro emendamento in questa versione più escludente, quindi con scadenza 31/7 per comunicare l'IBAN, ok? Con 200 milioni ancora che avanzeranno dopo questa Oltretutto, ulteriore ridistribuzione, non capiamo perché sia stata accettata una modifica così al ribasso e si sia voluta una modifica al ribasso, quando invece l'emendamento che facevamo noi prevedeva completo svuotamento e ridistribuzione di tutti i 540 milioni esatto, residui, ok? esatto. Ma quello che ci teniamo ancora di più a tenere è dire che queste associazioni e questi politici vanno dichiarando nei giornali, e leggo testualmente, l'aumento al 40% è stato un grande risultato, e non è vero, perché se con 1 miliardo hanno dato il 30%, la matematica, Mario, non è un'opinione, con 500 milioni più di residuo quanto potevano dare?
e 125.000 aventi diritto invece che 144.000, uno si aspetta almeno il 15%, così a conti fatti, così a conti della serva, no? Perché la matematica non è un'opinione, ok? Ma oltretutto, adesso a 3 giorni dalla scadenza del 3107, questa gente qua si accorge che i tempi tecnici per comunicare il IBAN non erano più corretti, non erano più sufficienti, ok? E fanno un'interrogazione urgente al Ministro dell'Economia e Finanze. Ma come? Prima andate a chiedere la modifica di un emendamento che era non escludente, non poneva limiti, anzi apriva il FIR fino ad aprile 2024 per dar tempo di risolvere tutti i problemi e tutti i sospesi che c'erano, ok, per distribuire tutti i soldi. Adesso invece ci venite a dire che i tempi tecnici, come stiamo dicendo noi, non sono più sufficienti, ve ne accorgete 3 giorni prima della scadenza, 4 giorni prima della scadenza dei termini. Questa, Questo è secondo successo. me, è l'ennesima lacrima di coccodrillo per pulirsi la coscienza. Ma è una mia opinione e me la assumo tutta la responsabilità. Noi sono dall'8 di luglio, vero Mario? Sì. Dall'8 di luglio sono infervoratissimo. Dall'8 di luglio che stiamo dicendo che il portale non era aperto, abbiamo fatto un'assemblea online che è andata benissimo, ok? Stiamo dicendo che i tempi non erano sufficienti, la piattaforma sarebbe stata aperta il 13 e in così poco tempo non si sarebbe fatto nulla e questi se ne accorgono quando 10 giorni dopo, 12 giorni dopo che noi l'abbiamo annunciato Tre a giorni tutti i prima della risparmiatori chiusura, una cosa pazzesca. e gridano il successo avanzando 200 milioni. Cioè io, te, Mario, tutti i volontari, la Sonia, Daniele, la Barbara, Franco, Lorenzo, ci siamo fatti un mazzo così in 7 anni per portare a casa 1 miliardo 575. E adesso gli Questi con le rilasciano modifiche 200 che hanno sotto. voluto queste con le modifiche che hanno voluto all'emendamento lo portano a 200 milioni in meno ed Ed è è un un successo. successo. Esatto. Beh, Noi non abbassiamo i toni, vero Mario? Anzi, anzi, li li alziamo. alziamo. Assolutamente sì. Li alziamo e continuiamo a dirlo. Scusateci se ve lo diremo più volte perché ripetita Juvent, anche se qualche volta qualcuno dice che stancant, però bisogna perché la Anche perché, comunicazione è... anche perché, anche perché l'altra cosa che voglio dire, voglio sottolineare, Mario, è questa. Qui c'è stato uno tsunami. Il FIR è un fondo indennizzo perché sono stati fatti dei danni che lo Stato ha riconosciuto nella modalità in cui lo Stato ha voluto liquidare le banche. Quindi ci stanno Certo. indennizzando di un danno che hanno voluto. Bene, io vorrei vedere se nei soldi stanziati per l'Emilia Romagna, per l'alluvione, altro grande danno, alla fine venisse tolta una parte, che cosa direbbero? Non c'è un giornale che sta scrivendo indignandosi, così come dovrebbe, che al territorio sono stati tolti, verranno tolti quasi o più di 200 milioni di euro, dopo che io, te e gli altri volontari ci siamo fatti un mazzo così per portare a casa 1 miliardo 575, Sì, beh, arriverà forse 1 miliardo e 3. qualcuno lo sta Qua scrivendo, però c'è si conta sulle dita anzi, su 2 dita di una mano. Cioè, non c'è nessuno in realtà che sta scrivendo, è vero. Pochissime persone stanno scrivendo sui giornali. In realtà è E la questo. cosa che ci stupisce ancora di più è che molte associazioni su questo punto non stanno dicendo Silenzio nulla. più assoluto. Ed è una vergogna. Non- E noi diciamo che oggi è il momento di prendere posizione. O si sta di qua o si sta di là, dove ci sono i menefreghisti, dove tutto va bene e ci facciamo fregare 200 milioni. Quindi vi prego, condividete questo video dando le informazioni, perché gli unici canali di informazione che abbiamo oggi sono questo della pagina, Mario, il nostro canale Sì. YouTube, Poi li citiamo sotto, il canale YouTube, il Telegram, il sito nostro, il Facebook, questi sono i canali che abbiamo. che si chiamano tutti Noi che credevamo. Quindi vi prego, dateci forza, dateci voce, condividete anche solo se non siete risparmiatori delle due banche venete coinvolti nel crack per il FIR, ma anche solo se ritenete che quello che stiamo facendo sia una cosa corretta. Ringraziamo tutti Grazie dell'appoggio che ci mille. stanno dando perché ultimamente stiamo andando fortissimo e siamo contenti perché la verità non deve avere barriere. Buona giornata. Buona giornata.